Euroregione News. Ciclismo, 55esimo giro della regione Friuli Venezia Giulia. Un convegno denominato I Turismi Integrati, le due ruote, un volano per il turismo, ha dato il via al Giro del Friuli Venezia Giulia per il 2019. Marino Firmani ha condotto l'evento con tanti intervenuti presso il Bella Italia Nefa Village, tra cui l'organizzatore della manifestazione ciclistica per Libertas Ceresetto, Cristian Murro, e il presidente di Danieli Cycling Team, Marco Floreani. La novità più grossa è l'aggiunta di una tappa. Quindi la corsa non sarà più di 3 giornate ma di 4. La prima tappa sarà una cronosquadre che partirà dal Cittafiera e arriverà in centro Martignaco. La seconda tappa sarà una corsa per velocisti che partirà da Gemona del Friuli e arriverà a Lignano Sabbiadoro. Terza tappa, Pordenone Gorizia, sarà la tappa decisiva per la classifica finale, e l'ultima tappa finiremo dalla Forgaria a San Daniele del Friuli. Al di là dell'aspetto tecnico e sportivo della manifestazione che organizziamo, crediamo fortemente che una manifestazione di questo livello possa essere un volano per il turismo. Più la manifestazione è importante, più si porta attenzione nei comuni di partenza e di arrivo, e quindi questo convegno serve per poter far capire che l'attenzione che possiamo dare per mezzo del ciclismo e di una manifestazione così importante possa avere un ritorno di turismo sul territorio. Questo è il secondo anno che si è unito, praticamente tutto quello che è lo staff organizzativo del Giro e tutti i 35 team che parteciperanno alla corsa saranno alloggiati presso il Bella Italia. Ci siamo trovati bene, i servizi che servono a questi ciclisti professionisti sono ottimi e quindi siamo felici di tornare anche quest'anno ad alloggiare qua. Sicuramente avere ambizione di far rendere questa corsa sempre più importante, forse la più importante in Italia per questa categoria, è un'ambizione reale. La corsa, diciamo che come standard delle 4 giornate penso che possa essere sufficiente. Quello che si potrebbe fare, se vogliamo unire questo discorso col Bella Italia, è poter fare 2 tappe in Carnia e magari alloggiare presso l'altra struttura che c'è a Fornia Voltri, a Piani di Luzza. Questo giro è stato un po' riscoperto dal punto di vista organizzativo appunto dai titolari e dai dirigenti del Libertas Prati Ceresetto Danieli, che hanno ereditato questa manifestazione, l'hanno completamente riorganizzata, stravolta, l'hanno resa una manifestazione veramente di altissimo livello, e devo dare atto a loro che l'hanno fatto veramente bene, per cui dando lustro al territorio, dando lustro alla tradizione che c'è in Friuli nel ciclismo, per cui grazie a loro che anche quest'anno si partirà con una bellissima competizione ricca di squadre da tutta Europa, e per cui ci aspettiamo veramente tante soddisfazioni per una gara organizzata molto molto bene. Il ciclismo attira molto perché è un mezzo che ti permette comunque di fare anche 100 km, adesso con le bici assistite ad esempio se ne possono fare 200, anche chi non è allenato, per cui riuscire a percorrere grandi fette di territorio nostro in una giornata sola, e questo chiaramente attira molte persone, molti anche non appassionati di questo sport. E poi dal punto di vista turistico il ciclismo è sicuramente un veicolo importante. Dobbiamo creare degli eventi per poter portare qua ciclisti appassionati delle 2 ruote, e con gli eventi possiamo riempire tutte quelle aree geografiche importanti dove c'è turismo di alto livello, ospitando gruppi da tutte le parti del mondo. Sì, quest'anno siamo sponsor per 2 anni e intanto sponsorizzeremo il Giro. Siamo molto felici e contenti che l'azienda abbia capito l'importanza di essere presenti sul territorio, perché insomma l'azienda è un'azienda importante ed è giusto che dia una mano a questa organizzazione che è diventata molto importante in questi ultimi 2 anni. Siamo felici di essere in partnership di questa manifestazione, e questo insomma ci lega un po' anche, noi siamo legati da tanti anni perché insomma abbiamo gestito allievi juniores assieme, e per cui anche questo passaggio, diciamo così, nella categoria superiore ci fa molto molto piacere, e speriamo possa essere l'inizio di un lungo sodalizio nei prossimi anni.
Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.